Buongiorno amici da casa, è un sabato mattina e sono le 4:30. Stiamo raggiungendo il nostro amico Gabriele e quest'oggi spot nuovo, perlomeno per me, che non ci sono mai stato. Ci stiamo dirigendo nella bellissima spiaggia di Levanto, in Liguria. State attenti, stiamo arrivando. Buongiorno amici. Eccoci, siamo arrivati finalmente nella spiaggia di Levanto. Adesso appena farà un po' più luce ve la farò vedere per bene e raggiungiamo il nostro amico Gabriele. Mattina siamo di nuovo in compagnia del nostro Gabriele Benassi, che è venuto un paio di ore prima. Un posto davvero molto bello, prima volta per me. Mi sono fatto far da guida da Gabriele, che ci ha anticipato anche sui pesci, amici. Un bel branzinone di 2 triglie mega XXL. Vediamo un po' di raggiungerlo. 5:30, cani lanciate. Situazione ancora coperta per quanto riguarda il cielo. Poi farò vedere bene la spiaggia, veramente meravigliosa. Solo americani anche questa mattina. Mare un po' sostenuto, un po' di onda, molto bello comunque. Buongiorno ragazzi, siamo qua con un bel mare a aspettare di pigliare un bel pesce. Speriamo di farvi vedere qualche bella cattura. Mi è mancato un po' il Gabrielone, Sì, ma sono al 30% oggi perché ho un mal di schiena terribile. Infatti adesso l'abbiamo messo sulla sedia tipo Dottor Xavier. Non riesco a fare X-Men. molto purtroppo. No, ma i tuoi danni li hai già fatti. Nei danni qualcosa ho fatto, però potevo far di più. Se ero in forma facevo molto di più. Adesso aspettiamo un po', la situazione si sta un po' calmando. Speriamo bene, va. Veramente bello, Veramente da surfcasting puro, questo qua. fa un'ondina sullo scalino, il primo che trova, giusto? Stacca subito. I primi 20-25 metri fa uno scalino, e si alza l'ondina, poi fuori è relativamente caldo. Infatti ho provato ora a lanciare un po' più fuori per vedere se trovo qualche pesce a distanza, ma il pesce comunque è tutto corto. Nei primi 40 metri ho trovato il pesce. Ho fatto 4 pesci, addirittura la spigola l'ho fatta a 10 metri neanche. Adesso vediamo un po' come va e ci risentiamo dopo, amici. Forse qualche spigoletta potrebbe uscire, però bisogna vedere come va dopo, come si evolve la situazione. A dopo. Uscire il sole e i pesci iniziano a farsi vedere, amici. Una spigolotta per Gabriele. Che bella! Flotterato vincente. Il terzo uomo flotterato. E anche per me, prima partenza, primo strike. Buongiorno amici da casa. Siamo. Guardate questo bel faccione già di prima mattina, che è sveglio da 2 giorni, è sveglio. Potrebbe essere il 2-1, attenzione amici da casa.
La triglia di Levanto. Che passano triglie con controcoglioni. Tutto sta nel trovargli la distanza, nel detto giusto, sto pescando con un mini trave, eccolo qua. Mini trave. E il rischio che deve avere più è il coreano. Adesso poi con calma vi faremo vedere le varie montature che abbiamo sotto questa mattina. Anche da distante riusciamo a vederlo. Il Benassi con l'ennesima triglia. Ecco Giorgio, finalmente anche lui con un fish on, come si dice? Fish on, pesce in canna. Questo bel marettone schiumosissimo sta dando i suoi primi frutti, sta dando. Al giorno incredibilmente, però. Guardate la canna. Fish on. Guardate che bel mare, guardate che bella schiuma, proprio da pesci, Da pesci, Orata, incredibile amici, tirala su, tirala su, tirala su. Orata, grande Giorgio, orata, bravo Giorgio, grandissimo, orata, appena si è fatto giorno, ecco l'orata. Giorgio non ci credeva che c'erano i pesci qua, ecco l'orata. Grande Giorgio. L'orata di Levanto, amici. Lui la piglia sempre, dove va, piglia sempre l'orata, piglia. Attenzione, il nostro Gabriele si ripresenta a noi con la mormora. Mormora poco, ma però Classicissima del surf casting, la con mormora. l'arenicola, un fiocco d'arenicola che metteva paura, metteva. Attenzione, live cam come se fossimo Gabriele, come nei miglior film in 3D ragazzi oggi. 3 giorni. State recuperando voi da casa praticamente. Sta facendo effetto. Povero Gabriele ha mal di schiena, è sotto effetto di Toradol, probabilmente a breve lo troveremo morto sulla sua sedia. Comunque continuiamo questo recupero in 3D, 4D e 5D. Sei slamato. Cioè hai deluso mezza Italia, cioè veramente fai cagare. Adesso è giunto il momento un attimo di cambiare terminali. A causa della corrente passando dal 22 al 25, abbiamo resistito finora. Adesso vi faccio vedere un attimino la mia montatura, che è sempre la stessa, anche quest'oggi con un maretto un po' più sostenuto, ma a me piace pescare scorrevole ad amo singolo, girellina portapiombo, una serie di perline e tubetti a fare da ammortizzatore alla nostra gira da moschettone, e poi si parte con un terminale 0,25 fluorocarbon non tanto lungo vista la corrente e americano. Nostra servidora dove abbiamo tutto il necessario: ago, terminali, forbici, vermi. Ormai le 8, 2 orette di pesca andate, qualche pesce è uscito, il mare poco per volta si sta calmando, sempre l'onda giusta, il mare è sporco e si continua amici. Eccoci. Eccoci, ci siamo pescando di giorno, stiamo pescando e allora adesso ho impostato la pesca su 2 canne al corto con triplo amo a vedere se c'è qualche spigola residua, per vedere se riesco ancora a vedere un bel pesciotto. Poi ho delle canne fuori con un misto di esche come coreano, un bel fiocco d'arenicola, un bel renicano grosso, a vedere se c'è qualche pesce più importante, come può essere un'ombrina, come può essere una mormola grossa o qualcosa di grosso, diciamo. E Giorgio? Adesso continuo a pescare
come al mio solito monoamo, ho accorciato i terminali, ho aumentato il diametro, ogni tanto c'è qualche tempestina di corrente che viene a farci compagnia, quindi 0,25, adesso vediamo un attimo se aumentarlo ancora, ma mi auguro di no. Monoamo americano a cercare il pesce consistente, diciamo. Io invece sto pescando addirittura molto più grosso, un 35, con amo abbastanza consistente, c'è presenza massiccia di pescetti sotto perché l'esca arriva su praticamente divorata. Non sono granchi perché il granchio la pulirebbe, però c'è presenza di pescetti che purtroppo di giorno con questo mare c'è da aspettare. Non sono venuti fuori tanti pesci fruterati, sono venuti fuori solamente due spigole discrete e fuori però qualche bel pesce c'è. Il mare lo permette oggi. Adesso se vuoi dire qualcosa ai nostri amici per quanto riguarda la spiaggia, magari tu ci sei già stato, Allora, puoi dare la qualche spiaggia, consiglio in più. La spiaggia è una spiaggia che rende a mare molto mosso, deve essere almeno così, deve essere. Se no amici vi trovate a pescare nelle cittastella di giorno e le mormorine del tipo un palmo, poco più di notte. Se no di giorno a mare calmo qua pigliate solo delle grandi ciastella, qualche occhiata, se vi va bene sul foterato, se no niente. Purtroppo questa qua è una spiaggia che rende a mare mosso, basta. Quindi non abbiate paura, amici del C'è da surf cercare casting. il gradino, c'è da cercare che ce ne sono due, ce n'è uno sui 40-50 metri e uno sotto che fa una specie di buchetta dove girano le spigole proprio in mezzo alla schiuma. Ne abbiamo viste, questa mattina Gabriele col flotterato ce l'ha fatte vedere, quindi la varietà di pesci interessanti. Soprattutto una spiaggia misto tra come può essere una ligure e una toscana, nel senso sabbia fine e abbastanza fonda, perché sui 40 metri si va anche sui 4-5 metri di fondo, addirittura più lontano anche sui 6-7, però è sempre spiaggia fine, quindi cosa succede? Il mare la muove il fondo e il pesce viene a mangiare, sotto viene a mangiare prevalentemente, nei primi 40-50 metri, perché cioè una canna si può tirare anche fuori, ma io non sono tanto convinto di pescare fuori, sono convinto di pescare sotto perché il pesce secondo me viene a mangiare più sotto sulla riva, schiuma. sulla schiuma, in mezzo alla schiuma. Non abbiate paura a pescare in mezzo alla schiuma perché vi sembra mosso il mare ma il pesce è veramente c'è. A dopo ragazzi. Quasi le 9. Siamo passati direttamente allo 0,30 per quanto riguarda il terminale. Sempre americani. Il mare si alterna, momenti con onda alta, corrente, momenti di bonaccia quasi, timido sole e si continua amici. Mormorone per il nostro Gabriele. Sfera e Arenicola non tradiscono mai le aspettative. Ma bella, si può avanti come la cacciata. Uno spiraglio di sole alle 10. Adesso cambiamo leggermente l'assetto di pesca. Finale 35 diretto, corto su una quarantina di centimetri, americano e si parte. Ormai alle battute finali. Vediamo cosa ci regala questo Levanto quest'oggi per finire. L'ennesima mormora
di questa Perché mattina, aspettava l'altro pesce questo mare. magica mattina a Levanto. Eccoci, battuta finita, anche quest'oggi la mia prima volta a Levanto accompagnato dal mio amico Gabriele, Sì, bella pescata, veramente bella. bella, è un mare bello mosso, quasi impossibile, però siamo riusciti con delle accortezze a pescare bene. Sarebbe stato da stare almeno fino alle 2-3 del pomeriggio che il pesce c'era. Peccato per siamo il belli pesce, stanchini, siamo molto corti. E io direi che conclusa nel migliore modi, ultima canna, recupero mormo. E che dire, abbiamo visto veramente una varietà di pesci incredibile questa Sì, mattina, veramente. più o meno tutti quelli che possiamo trovare nel surf casting. Il mare è stato super generoso, non generoso. Benissimo, meglio di così non si Sì. poteva fare. Purtroppo il pesce grosso che ho perso è rimasto nell'acqua, sarà per la prossima volta. Chissà, per la prossima puntata uscirà fuori. Noi ci diamo appuntamento nella prossima puntata, assolutamente. Ciao Un ragazzi. ringraziamento a Gabriele, che è un anno che ci conosciamo, amici. Un anno abbiamo fatto È la un pescata, anno. il mare ci ha voluto ringraziare con un bel video, È un veramente una bomba, tanti bei pesci, soprattutto tanta varietà e soprattutto mare bellissimo, surf casting, Veramente non bello. potete lamentarvi, oggi il surf casting ve l'avevo fatto vedere, il surf casting puro al 100%. Come Continuate- vedete, il mare è da surf, quindi Continuate a iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima puntata, amici. ciao ragazzi!